Dopo il sequestro della nave arriva l'iscrizione nel registro degli indagati di due ufficiali della petroliera Vulcanello. Un cittadino italiano e uno straniero sono accusati di omicidio colposo, sommersione di nave e omesso soccorso per il naufragio della Nuova Iside, il peschereccio di Trapani scomparso il 12 maggio scorso a circa 10 miglia da San Vito Lo Capo. I due, secondo il diario di bordo, quando la petroliera ha incrociato la rotta della barca di pescatori, dovevano controllare il radar nella plancia di comando. L'ipotesi è che la Vulcanello abbia avuto una collisione con la Nuova Iside, mentre nessuno vigilava. La svolta è avvenuta dall'esame della scatola nera della petroliera. Dalle prime analisi si sente un rumore e si registra un rallentamento proprio intorno alle 23, quando la posizione del peschereccio coincide con quella del cargo battente bandiera italiana. La Vulcanello, ormeggiata al porto di Augusto, è stata sequestrata per consentire ai magistrati di poter effettuare un accertamento tecnico irripetibile che verrà eseguito dai carabinieri del RIS. A bordo della Nuova Iside c'erano Matteo Lo Iacono, il figlio Vito e il cugino Giuseppe. Il corpo di Vito, 27 anni, e l'imbarcazione non sono stati ancora recuperati. Le ricerche di Marina e Guardia Costiera continuano.